Quali sono le aspettative di comfort moderno all'interno di un edificio in legno? Partiamo sostanzialmente dal primo aspetto che è legato alla qualità dell'aria. Quindi la qualità dell'aria è il primo elemento che oggi viene preso come riferimento dal cliente finale. A fianco della qualità dell'aria di cui poi parleremo, ci sono altri aspetti che sono forse un po' più semplici, un po' più notori, che sono legati all'aspetto del comfort igrometrico, del comfort termico. Ci sono degli aspetti poi legati al comfort acustico, in particolar modo negli edifici in legno, dove l'aspetto acustico è fondamentale, e si ricerca una risposta termica integrata, soprattutto veloce e rapida, perché i moderni edifici estremamente performanti oggi hanno un'esigenza che è anche quella di avere un impianto che possa collimare con le esigenze della climatizzazione oltre che quelle del comfort. Quindi si parla sempre più spesso di impianti ad aria e gli impianti ad aria devono coniugare quindi queste due aspettative che sono quelle di poter garantire, grazie alla ventilazione meccanica controllata, quello che è il primo elemento, quindi la qualità dell'aria, e secondo, grazie appunto all'utilizzo dell'aria come vettore termico, questo utilizzo combinato dell'aria che da una parte permette il ricambio e l'evacuazione degli elementi più dannosi per la salute umana e dall'altra parte quello di poter correggere quelli che sono gli aspetti termici, igrometrici all'interno degli ambienti confinati. Specie in un edificio in legno, oggi gli impianti ad aria stanno prendendo piede e soprattutto hanno un grande interesse perché si vuole togliere anche un altro aspetto legato alla tipologia di vettore termico che è l'acqua. In un edificio in legno togliere l'acqua significa fare un passo avanti nell'ambito anche della garanzia nel tempo, della durabilità e per questo l'aria è di fatto oggi il vettore termico preferito e sulla quale si sta prestando grande attenzione. Per parlare di salubrità indoor non si può prescindere dalla ventilazione meccanica controllata. Quindi all'interno dei nostri edifici spesso ci rendiamo conto che le condizioni dell'aria non sono ottimali e in particolar modo negli edifici ad alta prestazione energetica dove il contenimento delle dispersioni d'aria, quindi la tenuta all'aria, è un elemento fondamentale, questa carenza di ricambio d'aria può diventare effettivamente un problema. E noi come azienda ci preoccupiamo della qualità dell'aria ed è il primo fulcro sul quale tutta la nostra proposta impiantistica si muove. Abbiamo addirittura creato un marchio di qualità che si chiama Comfort Pure Air, Exergy Comfort Pure Air, proprio per caratterizzare questo nostro impegno. Un impegno che parte dalla filtrazione dell'aria. L'aria oggi esterna è mediamente più inquinata rispetto a quella interna per certi ambiti, in particolar modo per le polveri sottili. Esiste recentemente uno studio fatto da Legambiente che ha dimostrato come dovremmo ridurre di almeno il 30% la presenza di polveri sottili esterne per soddisfare quelli che sono i parametri dell'OMS al 2030. Quindi l'aria esterna non è buona, la dobbiamo introdurre all'interno delle nostre case, non si può aprire la finestra. Quindi dobbiamo avere un impianto di ventilazione meccanica che noi utilizziamo di tipo centralizzato, quindi efficace ed efficiente nel trattare l'aria intera dell'edificio, dove appunto c'è una prima filtrazione che è una filtrazione per le polveri sottili, si usano dei filtri EPM1 70%, quindi in grado di fermare le polveri sottili fino a un micron con un'efficacia del 70%, e poi dall'altra parte non solo filtrazione, ma anche qualificazione ulteriore dell'aria attraverso la sanitizzazione del plasma freddo, quindi una tecnologia che si chiama NTP, non thermal plasma, che permette, a fianco alla filtrazione, di abbattere quelle sono le ulteriori cariche batteriche, microbiche e anche olfattive che sono presenti nell'aria che noi andiamo ad introdurre. Se l'aria esterna ha delle caratteristiche, ahimè, negative che devono essere sostanzialmente limitate, abbiamo altri problemi che possono essere legati all'aria interna, quindi presenza di VOC, presenza di componenti volatili organiche, presenza ad esempio di radon. Quindi anche qui gli edifici iperperformanti, in particolar modo gli edifici in legno, hanno la necessità di avere un perfetto ricambio dell'aria e questo viene fatto solo, per quanto ci riguarda, mediante la ventilazione meccanica controllata. Quindi questa attenzione per noi è un elemento fondamentale anche nella progettazione termotecnica, perché agli impianti di ventilazione, quindi agli impianti di salubrità, come vedremo poi, si possono aggiungere gli impianti di climatizzazione. Tra le tecnologie per garantire la qualità dell'aria all'interno degli edifici,
ritroviamo la più classica ventilazione meccanica controllata, di cui abbiamo introdotto prima alcune caratteristiche. La ventilazione meccanica controllata oggi può essere sia un elemento positivo proprio per la garanzia della qualità dell'aria, in quanto permette di ricambiare l'aria e filtrarla, ma allo stesso tempo, specie in queste condizioni assolate, in questi mesi estivi e particolarmente gravosi, contribuisce, ahimè, al surriscaldamento degli ambienti e anche alla introduzione di umidità esterna spesso indesiderata. Quindi la ventilazione meccanica è un'ottima tecnologia, ma c'è di meglio. Oggi, grazie alla ventilazione meccanica cosiddetta termodinamica, si uniscono delle sinergie. Per quanto riguarda la ventilazione meccanica termodinamica, al scambiatore termodinamico, allo scambiatore tradizionale, si accosta lo scambiatore termodinamico, che non è altro che un ciclo in pompa di calore che permette di raffreddare l'aria che viene immessa negli ambienti e di deumidificarla. Questa tecnologia quindi oggi prende spazio, prende piede rispetto alla tradizionale ventilazione meccanica. Un passo ulteriore per quanto riguarda l'ottimizzazione e la sinergia degli elementi si ha con una tecnologia che impiega la ventilazione meccanica termodinamica e che si chiama aggregato compatto. L'aggregato compatto di Nila, in questo caso, permette di unire al trattamento dell'aria anche la produzione di acqua calda sanitaria, quindi andando a riprendere all'interno di un unico apparecchio tutte le funzionalità che sono tipiche di un edificio moderno. Quindi utilizzo della ventilazione per la qualità dell'aria, la pompa di calore per la climatizzazione, quindi per la correzione termica dell'aria che viene immessa, sia in ambito invernale che in ambito estivo, e l'aspetto estremamente importante in ambito energetico di recupero di calore per la produzione sanitaria invernale e addirittura in fase estiva, grazie al calore recuperato dall'aria che viene raffreddata ed immessa negli ambienti, quello che noi definiamo recupero totale, quindi una produzione gratuita, totalmente gratuita, dell'acqua calda sanitaria in fase estiva. Ecco, questa è la tecnologia che oggi noi suggeriamo e utilizziamo per gli edifici in legno, i più prestazionali, dove riusciamo a fare sinergia di varie funzionalità dando risposta a quelle che dicevo prima essere le esigenze della committenza, quindi qualità dell'aria, sistemi poco invasivi dal punto di vista impiantistico, estremamente silenziosi e soprattutto in grado di dare un vero risparmio energetico. Parliamo di ionizzazione dell'aria, quindi non thermal plasma, una particolare tecnologia che permette il trattamento dell'aria che viene immessa negli ambienti. Quindi per quanto ci riguarda tutta l'aria esterna che viene prima filtrata e poi immessa negli ambienti, in sostituzione dell'aria esausta che viene espulsa dalla casa, viene trattata con questa tecnologia. È una tecnologia che permette, grazie alla ionizzazione dell'aria, di abbattere quelli che sono gli elementi inquinanti residui che possono essere contenuti nell'aria e che non sono legati alla filtrazione, in quanto chiaramente già i filtri hanno fatto il loro lavoro, ma che possono essere legati alla presenza di odori, batteri, muffe. Ecco, quindi la ionizzazione permette una sorta di, si chiama sanitizzazione, quindi un trattamento dell'aria che la rende chiaramente più pulita, più pura da questo punto di vista. Questo dispositivo è un dispositivo che impegna poche decine di watt, viene immesso nella tubazione di mandata dell'aria all'interno degli ambienti, quindi prima del collettore di distribuzione, e quindi garantisce un'assoluta qualità dell'aria e da quanto ci riguarda e per quanto abbiamo dal punto di vista tecnologico visto nel mercato, è quanto di meglio possa essere garantito in un ambito di tipo residenziale, quindi filtrazione e ionizzazione, quindi sanitizzazione dell'aria immessa.